E fanno la colazione col nonno, mi parla di struzzi e fame, freddo, paura de una vita demonia. Ma con fede, coraggio e lavoro, col parla far fin che si insonnia. E adesso contenti cantiamo in fondo della colonia. Sto in colonia, par quella canto così, mi ricordo tutti di le struzie che go passa. Me go criata con a, dormia in qualche paio, de mangiar poco de bon es quasi sempre misura. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a lei la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fea un cimarrón, se sentia sotto ose che preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. E qual italiano che non l'ha passata stretta, sempre de pie partera, de no rosar capoeira, o sapar sotto il vignar. Vengo criessimo un cavallo, e andava sempre al molin, non poteva mancar vin, né farina, acqua e sal. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a legna la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fea un cimarrón, se sentia sotto ose che il preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Se vos levai a polenta estropada, e na volta de Uarar, del giaronetto de arriva, sbaia e viene il cane viva, e levanti un coniccio. Dopo smiracolo dritto, che go in piomba una sassata, go in pianta via una magnata, con polenta e toccio fisso. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a legna la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fea un cimarrón, se sentia sotto ose che preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Quel tempo là qualche tipo di carne c'era una festa, mi avero. Nava mega beca, Maria Santa che paura. Alla sta proprio una bravura, la rento dell'ospedale, dottor Paolo tira il mal, ma da se fuora de misura. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a legna la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fea un cimarrón, se sentia sotto ose che preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Pepe Feu la prima volta in casa di Amorosa, Maria Santa quanta vergogna! Bisogna tenere conto di sé ai nostri migranti, in tola che n'era tanti, tante volte pan e bagna. Chi spara a gatta magna, proverbio de sparagnoni, so
Madonna Santi così sia. Del fogone a lenha la salera che boia, parecchi alla nonna la polenta brustolata. E col nonno leve a su, ciapea l'acqua calda e se feia un cimarrão. Se sentia sotto ose che il preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. É minha bem? Não é! Me dá! Não! É minha bem! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.
Buonasera, ecco, buonasera del buon, buonasera de cor, buonasera de gusto, buonasera con piacere, con allegrezza. Noi siamo di arrivare un'altra volta, un altro filò italiano in cantina a Serafina, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Siamo nel Brasile parlando il nostro italiano, la nostra lingua brasiliana, la nostra lingua madre. La abbiamo ereditata dai nostri nuni, dei nostri bisnuni, dei trinuni, ma quei che la camminata insieme, in dotta, quando si venisse d'Italia. I nostri immigranti, sì, e in cui siamo darente del giorno 20 di maio, è il giorno della etnia qua in Rio Grande do Sul. Mettiamo Edgar Locatelli Marostica, abbiamo una equipe grande che viene a presentarsi stasera in tel nostro filò, va bene? Così sì. Ecco, siamo qua de Serafina Correa e tutti i martedì di sera in tel Facebook Edgar Marostica, proprio così. In America, terre in Brasile per gli italiani, nave in partenanza, tutte le settimane dal porto di Genova. Venite a costruire i vostri sogni con la famiglia. Un paese di opportunità, clima tropicale, vita in abbondanza, ricchezze minerali. In Brasile potete avere il vostro castello, il governo da terre e utensili a tutti. Venite tutti quanti in Brasile! Cosita e parlava gli agenziatori quando i ciamea e gli immigranti parvennero in Brasile. Proprio così, là intorno del 1875, dove che iniziò la grande emigrazione là in Italia e si venisse qua nel nostro Brasile. Ecco, allora stasera noi siamo di arrivare con Maicon Comin de Paraí, che è il nostro suonatore, Maicon il suo teclado. Abbiamo l'intervista con Ottavio Berto, con 82 anni, fiol di un carretero, proprio così. Abbiamo speciale il giorno dell'automobile, è il giorno della macchina, che è stato il giorno 13 di maio. Abbiamo fatto un'intervista con Nestor Nardi di Montauri, un amico nostro collezionatore di macchine vecchie, proprio così. La macchina più vecchia la è dell'anno del 1927. Proprio così, andare a vedere che spettacolo di più di 50 macchine. Abbiamo un omaggio di un anno di morte di Darcy Lusato, un grande capo, un grande storiador, maestro, incentivador, cultivador del nostro italiano, della nostra vera e madre lingua. Abbiamo anche José o Beppi Ivo Sartori, che è ex-governatore qua del Rio Grande do Sul, che ha fatto la legge ai 20 di maio, il giorno della etnia italiana del Rio Grande do Sul, che viene anche a lui dare un depoimento qua il nostro filò stasera. Frotto, le ride, scherzare, passarsela in nome di Adilnet, provedore di accesso internet con tecnologia fibra ottica, Migi Plus, rasson per tutte quante le bestie bovine, cavalli, piegore, porchi, polastri e dell'avanti di buonissima qualità che fa la salute alle bestie e le fa venire proprio belle. Un saluto a Flauria, Tadeo e tutta l'equipe di Amighi Plus. Abbiamo anche Botta Superleve Baspan, il meglio stivale che sta in tel Brasile, un prodotto di abbasso pancotte che distribuisce più di 10.000 prodotti per tutto quanto il Brasile. Polivalente, il supermercato di Santa Rosa da famiglia Deitos, che ha il conceito di essere il mercato della famiglia. Abbiamo anche Vodka Rice, la vodka che fa le meglio caipirinhe, un prodotto di Afante. Paludo, ecco, na rede de loja, qua é a nossa região, promoção Dia das Mães, continua na Paludo todo mês de maio. Na compra de uma blusa de lã de R$ 99,99, leve uma sapatilha da moleca por R$ 29,99 e a cada R$ 150 em compras concorra a uma bolsa da Rafit. Ecco, Rafit,
Próprio Cosita, Rafite. O presente ideal para os namorados também é na Paludo agora em junho, ok? Próprio Cosita, são mais de 200 marcas. Bravecto, trata, previne e controlla pulli e carapati per più di 90 giorni. È l'unico del mercato. Palto Cagneto, proprio Cosita. Ecco, questo prodotto è Bravecto. Tecati in telecliniche, pet shop, case del ramo agropecuari de là avanti. Modello penai da famiglia Ceconde Bento Gonçalves. Bridgestone, Firestone, Fora de Strada, Agricole, i meglio prezzi e lavori del mercato. Tecati qua, Bento Gonçalves attende tutta la regione, frotte e tutto quanto. Ecco, allora modello penei. Gavemo anche di parlare da Pian Alimentos, da son parcan gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione. Gavemo la rete de postos Buffon, de più di 30 anni, de più di 90 posti di combustibile e qua a Serafina Ghenè 3, va bene? E Moveca Decor, un saluto a Luciano, la Simone, movecadecor.com.br, proprio Cosita, mobilia e decorazione per la tua casa via internet. Giusto Cosita? Ma noi altri sversiamo il nostro filò con allegrezza, cantando, suonando, passarsela de beh, frotolette stasera, pareceve per sentire cosa che i tosi zedrio far da mangiare stasera. Maicon Comin, mais conhecido como Maicon, seu teclado de Paraí. Massolin dei Fiori, buonasera Maicon! Buonasera a tutti amici che se dio assistere a questo bello programma, il filò virtual di Edgar Marostica. Allora adesso vou parlare un pochettino in brasiliano, che allora tutti mi capisse. Então, gente, muito boa noite. Eu sou Maicon e seu teclado de Paraí, cidade de Paraí. Fazem 20 anos que me apresento como músico no ramo artístico. Quero agradecer então a Marostica, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui podendo mostrar um pouco do meu trabalho. Agradeço a todos os envolvidos deste belo programa, um programa que tem bastante audiência nas redes sociais, um programa muito bom de assistir. Allora, grazie Marostica per l'opportunità di essere qua, di partecipare a questo bello programma e vou dar un struconasso a tutti che se Dio quiser casa Dio assistere anche a questo programma. E allora cominciamo con una bella musichetta italiana, una musichetta de fundamento. Allora femo il Massolin de Fiori per cominciare il baile Cosita. Andiamo in ora! Un massolin de fiori che vem delle montagne, un massolin de fiori che vem delle montagne, un massolin de fiori che vem dalla montagna e guarda ben che non si bagna quando voglio regalar. Lo voglio regalare perché le un bel massetto, lo voglio regalare perché le un bel massetto, lo voglio regalare perché le un bel massetto, guarda bene il mio moretto questa sera quando viene. Stasera quando viene sarà una brutta sera, stasera quando viene sarà una brutta sera, stasera quando viene sarà una brutta sera perché sabato di sera l'uno viene da me. Non venu da me, lei anda da Rosina, non venu da me, lei anda da Rosina, non è venuto da me, lei anda da Rosina perché mi son pioverina, mi fa piangere e sospirare. Un massolin de fiori che vende le montagne, un massolin de fiori che vende la montagna, un
ma sono linda e fiori che vede la montagna e guarda ben che non si bagna quando voglio regalare. Lo voglio regalare perché le un bel massetto. Lo voglio regalare perché le un bel massetto. Lo voglio regalare perché le un bel massetto. Voglio darle il mio moretto questa sera quando viene. Tararan, 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 la 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 la. Aí, Maico e seus bluquetes. É, e nós chamamos de bluquete. Maico e seu teclado. Buonasera, Marinho. Buonasera, Buonasera, Marostica. Marinho. Buonasera, Buonasera, Roger. Marostica. Buonasera, Chi buonasera sei a casa? tutti. Nastro filò. Ecco. Mi sento odor da mangiare, de sade bom. Insomma, famo che ora ancora di mangiare? Siamo. Parla te, scommissi. Avevamo mestieramenti. Mestieramenti. Sì. E che ancora ti? Trappei. Mestieramenti, trapei. Roba che fa strusa. Scusa. Scusa. Roba che fa scusa. Sì, roba che fa scusa. Scusa, Non sì. capisco scusa, ma ti ho detto Ma scusa. dita scusa, che ti Mica capivo ti capivo male. che? Scusa? Mi capivo scusa. Roba che, mestieramento, trapei, roba che fa scusa. E che? Potacci e roba dolce. Potacci e roba dolce. E Avevo pan capito. E pan pienire a panza. Per finirla proprio, Pan pan e marmelata. e marmelata de fighi. De Così, fighi. bene. Ma che il mestiere là che aveva parlato è lo che allora roba. Roba che fa scusa. È lo che? Roba che fa scusa. Paiami. Ma sarei lo che mi sognava. Le qualche Che ero de cosa... onde che mai, ero de onde no, che no, mangiarne. cada un de altri. Dana. Cata fuori un magnar Sì. di una roba che fa scusa. Nel mio punto di vista, una roba che fa scusa sarebbe shushu. Shushu. Ma sarebbe il mesmo del mio. Senti Marco la rendo che giocare, man. Una roba che fa scusa. Ma mi concordo mia Chi perché ti- mi piace con shushu. Allora no, allora ti parti no. Mi voto shushu. Lo shushu, allora mi mandi due shushu. Ti Marco, te votaresti Perché il shushu? 300 volte. Shushu 300 Ma il volte. shushu, sai che il shushu è il quarto estágio da água, né? Ah, Saria come? Os três estágios da água, qual que é? Liquido, solido e gasoso. É chuchu. É chuchu? Sim, o quarto estágio é chuchu. Ah, Ma sì, mica vitamina tanto che- A, B e C. Sei, Del ca- Água, Bagaço e bagaço e casca. Quel piatto lì che Água, ti dica- bagaço e casca, A, B e Quel C. piatto là che ti ho detto, ti Sì. come che è a roba che fa? Scusa. Scusa. Sti te metterisi che? Le qualcosa meno che niente. Ah, Meno che ma niente. è un magnar. Sì. È un Lei magnar, fa qualcosa. solo scusa. Se Fa lei solo- qualcosa. Qualcosa meno che niente. Sì, sì, proprio così. Era. Per esempio, un formaio che ha gusto del legno. Capivo, ma ancora formaio Sì, che ha gusto sì. del legno. Ti capi, come mangiare una sinella, un legno. Te lo mangi perché fai scusa, ma Ecco. non perché te Ma no, perché te vuol mangiare. Ecco, capivo, E- capio. E mangiare cacchi con una fame. Cacchi de liga. liga. De liga. Crui. Verdi. No, cotti. Verdi, no. Verdi. Sì. Ma gli amarelli. Sì. Cacchi crui, andiamo. bisogna Va cucinare i bene, cacchi. va bene. Ah, così. Che liga, che liga. Ascolta, stasera noi andremo a parlare solo il mezzo di straporto. Sì. Ecco, straporta in qua, straporta in là, porta qua via, porta in là. I tipi di mezzo di straporto che Valtri conosce. Boh, quando che i nostri vecchiotti se venesti d'Italia, se venesti a piedi. Allora, a piedi e piedi per terra. Scalzi, sì o no? Senza niente, Sì. tipi. A piedi e piedi per terra. Neanche scarpe, né sinelle. Bon, sinelle. Neanche stivali da Baspan. Sinelle. Siamo stati noi che abbiamo dato il nome al scinello. Ecco, L'abbiamo fatta la parola in italiano. vera. Noi, per quella che l'italiano è una lingua brasiliana.
Sinele. Ecco. Allora, le sinella, allora un ciucco le casca in terra del cavallo. E il cavallo era manso, manso. Il cavallo ha dato 3 passi, si è fermato. Me lo spettare. Drio la valetta, là, i cavalli mai anche col freno in bocca. Fa fatica. E allora lui le casca, ti a valetta, con le gambe in su e a testa in su. E fallo come? E il molea dove manco si non era buono tirarsi su, ciucco, no? E allora quando io che andavo a casa da bodega, ma che lo che era via, senti un rumore, un mestieramento, un lamentamento, che se lamenta e vai. Cioè arriva da rente là e ha detto, che lo che Tony? E io ho detto, il problema è sinele. E che aveva perso il sinele. la preoccupazione sua, era il sinele. Perdere il sinele non si poteva. Era meglio perdere il cavallo che Sinele. Ecco, un'altra avanti col mezzo del straporto, allora piede e piede per terra. Sì. Dopo che ne veniva sto che? I cavalli. Maria Santa, la Quei famiglia che c'era i avesse cavalli. un cavallo. Non era qui che era capricciosi, quei cavalli. E non era di quei che... È come il giorno di Ancoi, no? Bene, allora i cavalli, i mui. La musa, che aveva i sosarelli per infornire il cavallo, inferrare il cavallo casa, tanti inferire il cavallo casa, con le brocche, con i ferri, con la raspa. Il caschetto, tutto e era capricciosi per andare in due col cavallo. A bodega, in paese, al mulino. Morose, E che ne era il cavallo per le donne col... Selin. Il Selin. La donna invece di perdere le gambe per andare insieme al cavallo, l'andea con le 2 gambe della banda. Allora era poche che levantava a trotto di marcia, andava sempre di passo. Ma non c'era problemi di tempo, che il tempo là c'era tanto tempo. Ecco. Dopo di cavalli che si veniva sto che? La charrette in italiano si chiama che? Ragna. Ragna è un modello della charrette. Ma infatti è ragna. Ma sarebbe un modello della perché che nella ragna con 2 rode, con 4 rode, proprio così. Menai con un cavallo, o se no con 2, o se no con 2 mule. Così avanti. Allora, dopo che ne setto cosa che ha inventato qua, subito che venesti qua, la balsa. La balsa è stato tanto importante dopo dei trodi, delle strade, così la balsa, vero? Ecco, così. E il treno dopo le venesti più tardi qua, ma in Italia là aveva il treno. Ed è peccato che se dopera poco. Poco o niente, proprio così. Avevamo i trilli. Se restai i trilli, proprio così. Va bene, ma allora parlando in cavallo, il prete andava a dire sua messa a... Dove? A cavallo. Ma allora dassa star che è morto il cavallo. Ma allora il prete senza il cavallo. Ma allora la comunità si è riunita a pensare, bisogna che diamo un cavallo al prete. Che giutiamo il prete. Giutiamo il prete, non va a dire sua messa come. Allora vai e tira chi era un cristiano che stia bene di vita che aveva una musa. Ecco. C'è una musetta mica dà una musa al prete. Mica dà una musa al prete. Ciapa il nene salta insieme al cavallo qua che pupava insieme alla musa, andiamo dopo torniamo in garupa tutti e 2. Arriva là del prete che va avanti che avevamo pensato salve che a musa qua la se mia tanto giovane ma non è proprio vecchia, ma la se brava, ma grazie al Signore ve benedica. Non neanche parole per ringraziare. Maria Santa, pensa ciò. In fornia è tutto, pellegrini, sela, peitorale, il sottocoa, tutto. Soppresinza. Soppressincia. Barrighero. Infatti che ci ha messo soppressinza, no? Sì, è buon, cada un con il suo altri cavallo. così anche i cachi. Ecco, sì, ecco. Le staffe per andare su. Le staffe per andare su, il freno, il bussale, tutti chi lavori tutto, lì. completa. Il bascero, il pensiero, tutto. Che abbiamo infornito il cavallo. Tipo puoi andare a comprare un'auto con airbag, non so quanti airbag, mestieri. Air condizionato. Direzione idraulica, completona. La direzione idraulica del cavallo era il freno. L'era una musa completona. Completa, proprio così. Ma allora c'ho stasse che la sta musa va a casa, c'ho il prete, non la pratica qua musa. La musa è differente del cavallo. C'ho il primo, domenica di mattina, via con sta musa, salta insieme, c'ho. Da prima incrusiliata musa, panfete. Il prete l'era... Bon, per ti avere un'idea, Rosa, l'era più gordo di Marigno. Sì.
Allora il prete e il pesè, cioè, la musa costumata col soparon, magretto come mi cosita, la ciappa un omenasso di 100 passachili, la sega a pensare. Quando è arrivata a incrusiliata, si è impaccata. Da chi non sai e da chi ninguém mi tira. E allora lui, vanti musa. E vanti musa niente, e tira in qua, e tira dritta, e tira stanca, e non è Cristi, e vai, e non è Cristi, bon. Ho fatto che, bon, da che non te vuol muovere di qua, desmonta so. E va in Nacio e vede una bodega con diversi cavalli davanti e là che si giù giocare a carte. E rivarento che ha detto Tusi, mi sono il prete, oh prete! Che aveva il nome Bastian. Prete Bastian, sì. Oh prete Bastian, ancora qua, sì, qua, ma come così? Sì, io a piedi. Sì, che ha detto, no, ma con la musa che ho guadagnato toni, che ha detto, ecco, la si è impaccata non vuol venire. E sai che una volta tutti fumea, tutti con sto paieron così, salta fuori un omenasso di un cento Pigrando del prete con un paieron lungo così, grosso Dio così. mascare, mastegare, C'ho il ciappa sul siglo che ha detto, prete se volevi mila, mi si ve fa la musa andare. Oh, sito bravo così, sì, assieme a me. Allora ci arriva lì a prete, salté su, che mi fa la musa andare. Il prete salta su, pare più pronto, sì. E il vate a reccia da musa. Vate a reccia da musa, con le mani così, che sconde al prete, cioè, che lui fece che non lettura che non gli vede e fa finta parlare con la musa e quella batte do a bronza del paieron così. Reccia da musa. No, ma gente. Chi che sta fermi? La cazzo due tre sapatiago di patati il prete patati. Io c'ho i grossi così, c'ho robe che vedi i gomiti, c'ho insieme a sta musa patati se foi a musa, c'ho. È andato. Il prete firme. È firme, mia cascaccio. Poi in bora, l'era mattina. C'ho mattina. Là per 4 domes di là che gioca le carte ancora, che ha fatto un sorasco, la taccapella tal. Sì. E vede che loro varati, loro si a ridere col prete. Là de nasciante, il prete arriva là con la musa di tornare in Dio, liga la musa là fuori, viene dentro il gadito, ascolta il gadito, ti che te mi hai fatto la musa andare, contami una cosa che hai tu dito in tareccia da musa. Che dito, mica godito che sua mamma era morta, per amor di Dio, un'altra volta dighi che sei malata. Che loro avevano Buona. Moveca Decor, mais comodidade, conforto, tranquilidade e confiança nas compras realizadas pela internet. E chega rápido, não vai de musa, né? No. E nem a cavalo, próprio Gucita. Através da loja virtual Moveca Decor, próprio Gucita, onde são comercializados móveis e itens fantásticos de decoração de interiores que, aliados ao bom gosto e alta qualidade, resultam na satisfação de você, cliente. Conheça a Moveca Decor pelo site moveca.com.br. Um abraço ao Luciano da Rosa, Simone Tonini. Vamos conhecer melhor essa empresa através da Renata Fã. Oi, pessoal, todo mundo me pergunta o que eu seria se não fosse apresentadora de TV. Eu seria arquiteta. Eu adoro decoração, mistura do clássico, do moderno, e eu recebi um conjunto de mesa e cadeiras da Moveca Decor incrível. Só posso agradecer imensamente a Moveca, entregaram no prazo, qualidade nos móveis, o acabamento que eu escolhi, o atendimento personalizado e tudo online, sem precisar sair de casa, correr risco. Eles têm tantos produtos e tanta coisa bonita que vale conferir o site, vale conhecer as coleções. Moveca, esse é um ambiente individual, eu faço as minhas refeições sozinha e eu vou aproveitar muito esse espaço. Muito obrigada, um beijo, valeu! Ecco, spettacolo, maravilha, moveca.com.br. Maico e seu teclado canta El Filo, vai lá. Oppala, ed essa foi un'altra musichetta, una musichetta italiana bella. Convito a tutti, casa che arraste il sofà per i cantoni e ballemo con la musichetta qua. Allora adesso facciamo El Filo.
stasera a far filo. Andiamo sì, andiamo no, andiamo stasera a far filo. Si accontenta la Gisi e il nonno, confide la mamma e i vigni per bro. Andiamo sì, andiamo no, andiamo stasera a far filo. Se giuga la mora, se giuga il quadriglio e se suona viola. Andiamo, andiamo, andiamo stasera a far filo. Andiamo sì, andiamo, andiamo stasera a far filo. Fez o giugetto e tu si là fuori risi in base. Andiamo sì, andiamo no, andiamo stasera a far filo. Andiamo sì, andiamo no, andiamo stasera a far filo. La fea, la dressa, la desia sui tosi di andiamo a messa. Andiamo sì, andiamo no, andiamo stasera a far filo. Andiamo sì, andiamo no, andiamo stasera a far filo. Aê! Vai conhecer o teclado. Andiamo sì, andiamo no. Ecco, ma non altri non potremo fare il nostro filò senza quei che mi dà forza, i nostri patrocinatori culturali. Un minutinho solo, torniamo in seguita, vai là! minha vez? Não é! Me dá! Não! É minha vez! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem Buffon.
Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Ah, non anticapimo questo amore. Non ti capimo questo amore. Amor alle bestiolette. Proprio così, Ben no? così. Buonasera Marostica. Buonasera Marco Marsaro. Buonasera Come che vai? a tutti chi sei del nostro ascolto. Sì, Dio vedemi, non Vedemi, mi ascolta. Ma den due chi mi vede, mi piano vede. là, vuoi Sì. mandargli un struconasso al mercado polivalente, Opa, polivalente. de Santa Rosa, o mercado que tem o conceito de ser o mercado da família, completo, grande, uma diversificar grandissima de prodotti, allora che ne è? Frutti, verdure, açougue, padaria, e una muccia di prodotti, entrega de rancho, una muccia di caixa, imprega una muccia di gente. Allora, Bibbiano Deito, siamo di ospitati che ti vieni a visitarmi qua a Serafina, va bene? Struconasso. E anche mandare un saluto a famiglia Cecon, da Modelo Penei de Bento Gonçalves. Ecco, così, va bene? Così, demo avanti. Allora, Peneia Bento Gonçalves è Modelo Penei per tutta quanta regione. Anche mandare un saluto a Leandro Pitoli e tutta la equipe de la Viveiros Pitoli. Che tu che mi ha mandato nose per andare mangiare. Opa! Mas è Trio Rivare. Tocca spaccarle o esebè che... Luizinho Piacentini mi porta, che ha detto, ecco così, che mi ha mandato, tocca andare spaccarle, ma meglio così, che dà un gusto meglio, proprio così, va bene. Marco, den due me videli. Quilombo, Gentil, Chapecó, Lajeado, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Paraí, Canoas, Londrina, Encantado, Sapucaia do Sul, São Marcos, Marau, Araçoiaba da Serra, São Paulo, Caxias do Sul, Doutor Ricardo, Veranópolis, Céu Azul, Paraná, Porto Alegre, a nossa capital, Nova Bassano, Barra Funda, Pedras Grandes, Iraciminha, a cidade dos parentes e parente de Marinho. De Marinho, Antagorda, São Lourenço do Oeste, 13 de Maio, Ceará, Natal, Rio Grande do Norte, Roca Salles, Marmeleiro, Itaipulândia, Canudos do Vale, quer dizer, gente da Itália, Gabete Stodolá, que diz Opa! Guarantã do Norte, Blumenau, Garibaldi, Carlos Barbosa, Cordilheira Alta, Santa Catarina, Montebello do Sul, e dire che anche Paulo e Anderson. Paulo e Anderson Buffon, che fa un vin a capriccio, vero? Isidrio. Ecco. De Faria Lemos. Un struconasso. Rosélio Buffon che ha detto, marostica di Dio, agora comprar un vin lá de Buffon. Ha detto, pensate un vinetto capricciale. Non capriccio. E ieri sera mi ha mandato un ritratto, Marinho, di Rosélio, di fare polenta, lui. Olha! No altri siamo incentivadori di fare polenta. Marti che viene, Marco, viene gruppo partigiani che è di Caxias do Sul. Valtri di vedere Marinho fare polenta al vivo qua del fogão. Marinho, preparati, Parecete, Marinho, per fare polenta al vivo, buttando il sal, la farina e tutto quanto. Vedi che mestieramento che viene fuori. Marti che viene, costelletta di porco, radici cotti. E che ancora? Meno chuchu, né? Chuchu che è mio. No, chuchu. Ora chuchu della lista, né? Senti cosa che italiani che chiamano i chuchu? I suti. Suti, perché gli moiono, suti. Vanti, den due ancora? Perché parla in vinhos, che se Dirceu Pasquale là. Oh, Vinicola Pasquale, de Montebello do Sul. Pensate un Lorena che lui fa là.
bravo. Anca de Carlos Barbosa, Cordilheira Alta, Monte Belo do Sul, Mussum, Água Boa, Mato Grosso, Arujá, São Paulo, Chavantina, Santa Teresa do Oeste, Paraná, Biturana, dois vizinhos, Horizontina, Barreiras, Bahia, Barreiras, Bahia, São Paulo, Oro, Santa Catarina, Farroupilha, Ilópolis, Praia Grande e Shoppingzinho. Shoppingzinho. Ascolta, Jaú de São Paulo, vero? Arujá. Sì, ma Jaú. Jaú é São Paulo? Sim ou não? Não. Onde que é a cidade de Jaú? Qual estado é a cidade de Jaú? Pesquisar. A Célia, ela é palazzo, mas é vedova de uma rostica. Un saluto São Paulo, Jaú, São Paulo. Isso. E anche lá nel sì, un grande struconasso a Valtteri di accompagnare il nostro filò. Che meraviglia. Sì, va bene. Ascolta, Marco Marsaro, ascolti bene. Sì. Attenzione Valtteri. Che si casa. Scompartì. La importanza. Compartilha agora. O que tu vai ver agora é algo extraordinário. É algo que não se enxerga a todo momento. O que nós vamos apresentar para vocês é um orgulho, prazer, alegria. Apresentar para vocês um salão cheio de automóveis antigos. Qui d'Italia che chiama Le Macchine. Le Macchine. Sì. Mi sono stato in Italia e sono andato a casa di un cristiano che aveva una collezione di trattori vecchi, ecco, antichi. Sì, primi. Sì, i primi che si vengono fuori col motore a gasolina. E questi auti che noi andiamo a mostrare, è a casa di Nestor Nardi, una persona fantastica, tanto caro, magari ci vesto tanto bene me e Josiel, che siamo stati a casa sua, la Morgana e sua donna, i suoi due tusi, tutta la famiglia impassionai per auti antichi, auti vecchi proprio. Tutti, a grande maggioranza restaurai e se no originai. Vecchi ma ben postai, bem... Sì, strutturai se che dice, ecco, strutturai, proprio così. La grande maggioranza se originai sì, tutti funzionano. E quei che noi devono funzionare siete a officina, proprio così. Pintura originale, la grande maggioranza, se no qualche ritocco, e lui è semplicemente impassionato, conosce tutto, sa dire un per un. Ma meglio che lui, non che sia, de più di 50 macchine. Andiamo a vedere. Vai là, Nestor. De Nestor Nardi, noi siamo a Montauri, Rio Grande do Sul, del Brasil pal mondo per mostrarvi macchine spettacolari, bellissime. Va bene, ancora noi andiamo a parlare sulle macchine, o automóvel, a comodidade, o conforto, a necessidade de um veículo, o meio de transporte de um veículo. E hoje se tornou uma atração, um hobby. É isso mesmo, né? Guardando automóveis, olha só que coisa mais linda. Mas para falar meglio sobre questo, il Paron, la persona che abbiamo amor e passione di fare questo bel lavoro, mettere via gli auti, restaurai, auti vecchi, ma che te guardi così i sommei nuovi. Mi saluto Nestor Nardi,
che viene parlare sopra l'amore e la passione di fare questo lavoro, restaurare e mettere via, ecco, questi auti bei. E allora, tutto pulito? Tudo bem? Tudo tranquilo. Isso é uma grande história do passado, ainda do meu pai, ele tinha oficina mecânica. Em 1975 ele montou uma oficina e nós era gurizada, com 10, 11 anos ele fazia nós desmanchar carros assim, abria os motor V8 porque tinha bastante pistão para vender, o alumínio na fundição em Passo Fundo. Eu era guri, eu me lembro, ele fazia nós abrir geralmente o V8. Os outros tinham pouco pistão, o V8 tinha bastante. E caminhonetes assim, que nem essas aí, ele comprava, desmanchava para fazer carretão para vender para o interior aqui, na agricultura. Então, o amor para a coleção vem de berço, talvez, de geração para geração. Tá no sangue, é ferrugem. Muito bem. Vamos falar da família Nardi, uma família tradicional, também descendentes de imigrantes do norte da Itália. O que o Nestor lembra dos Nardi, do pai, do avô, voltando do bisavô? Como é que era o nome do bisavô? Bisavô era Henrique Nardi. Já era comércio na época, tu lembra disso? Em 1910 ele abriu o primeiro comércio no município de Montauri, hoje com 1.600 habitantes, muito pequeno. Na época era Serafina ou Guaporé? Pertencia a Serafina, eu acho. Serafina? Olha que ainda era Guaporé. Era Guaporé, depois Serafina. Muito bem. Então quantos anos já fazem? Foi em 1910 quando ele abriu o comércio. Comércio de Tecidos Nardi, o nome era. Que era uma casa muito tradicional. É, uma casa muito conhecida na região. Eles compravam milho, soja. Comércio em geral, né? Eles vendiam generalizado. roupa, metro. Tudo. E aí depois veio o meu avô, que seria o Gerolamo Simão Nardi, que daí também ele teve os primeiros caminhões que ele teve. O primeiro táxi em Montauri foi ele. Aí veio o meu pai também. Em 1975, 6, ele montou a oficina, que nós era gurizada, daí nós já mexia junto com ele e fomos vindo. Muito bem. E a coleção tua começou em que ano? Fazem 18 anos. Eu não lembro agora a data correta, mas é 18 anos que eu estou comprando e guardando. Só compra? Só compra. E hoje quantos veículos tem aqui? Aqui nesse pavilhão deve ser 34, mas eu tenho mais de 100 veículos antigos. Mais de 100? Entre já prontos, restaurados. Isso. E uns são restaurados aqui mesmo? Tem uma equipe que faz isso? Eu vou montar a equipe agora para começar a fazer a parte mecânica, a parte de restauração. Finalizar ele, deixar pronto. Muito bem. É uma coisa que eu sempre quis ter, né? Mas eu, na verdade, a minha história não era ter tudo isso. Eu era louco por caminhonete. Comprei a primeira caminhonete em São Luís Gonzaga. E aí fomos lá, eu, meu pai e o meu irmão, compramos no domingo, vim rodando com ela de lá. Tá num outro pavilhão lá embaixo e não restaurei ela até hoje, a primeira. Eu ia querer ter 3, 4, mas só que virou cachaça, né? De 3, 4 foi 5, 10, 15, 20 e foi indo. E as pessoas te procuram para querer comprar? Muitos me procuram. Inclusive, esse Maverick aqui que está com 27 mil quilômetros, um paulista descobriu que estava na minha mão, me ligou, me segurou uma hora no telefone para mim fazer preço, ele queria fazer oferta. Eu disse, não faça oferta porque eu não vendo, não adianta, vou achar onde. Mas já te ofertaram um valor absurdo de algum carro? Na verdade, eu não... Tu não... Eu não deixo chegar a esse ponto. E agora, falando de Nestor Nardi, apaixonado por veículos, qual desses, ou de todos que tu tem, é o teu xodozinho? O que tu mais gosta? Na verdade, todos eles eu gosto. Depois que entrou dentro do meu pátio, eu me apaixono. Não vai ter dinheiro que leve isso. Nunca mais. Eu vou morrer, isso aí vai ficar para os filhos, e eles não sei o que vão fazer. Mas os dois já são bem apegados também, o Pedro e o Luiz Eduardo, que jamais eles vão vender. Muito bem. E você já se apresentou em alguma feira, algum evento com os automóveis que tu tens? Sim, nos encontros de carros antigos, teve a feira Montauri, a Expo Montauri, eu botei uns 15, 20 carros lá,
só os meus para a exposição. Chama muito a atenção. Ah, né? imagina. Que fantástico, que bem, que bem, que bem, que bem. Ô, Nestor, um ringraziamento tudo especial a ti, toda a vossa família. Então, dia 13 de maio, dia do automóvel. Quanto importante é um automóvel para todos nós. Muito bem. Bom, mas o nosso Filó não é só notícia boa. Nós queremos prestar uma homenagem a um grande amigo nosso, Armando em italiano, Armando Guzzo. Ele foi vereador, foi prefeito em Carlos Barbosa, radialista do Talhã. 31 de maio ele faria 83 anos e ele faleceu. Nós sentimos demais, uma pessoa fantástica, maravilhosa, querido, atencioso. E ele gostava muito do nosso trabalho, nós somos muito amigos, né? Então uma perda muito grande. E o nosso Talhã vai perdendo essas pessoas fantásticas que conhecem muito da história, né? Para vocês terem uma ideia, foi vereador várias vezes, 2 vezes prefeito, né? Enfim. E nos domingos de manhã ele fazia o programa italiano na rádio Estação FM de Carlos Barbosa, aqui no Rio Grande do Sul. Então, nossos sentimentos a toda a família, a todos os amigos e uma perda muito grande para o nosso Talhã, nosso amigo Armando Guzzo, vai bem? E também queremos lembrar que hoje é 1 ano que nós perdemos nosso amigo Darcy Los Lusato, historiador, cultivador, pesquisador, conhecedor, maestro. Bom, não tem palavras, né? Ele fez o dicionário do Talhã. Você faria a tradução do dicionário de uma língua para outra? Quantos méritos esse homem tem, né? Então, 1 ano de falecimento, também perdemos demais, mas ele deixou um legado, deixou grandes amizades e deixou para todos nós todo o seu conhecimento em livros. Mas temos uma homenagem para fazer a ele, juntamente com Juvenal Dal Castel, presidente da Sodita. Vai lá. Se te sia ancora bom de vedere in mezzo ai sengri dei bei colori, se te sia ancora bom de contarla e ridere, anche se il corpo il patisse coi dolori, se te sia ancora bom de farti caldo, anche se il freddo fuori fa orrori, se ti sia ancora buon di sentirgli i fiori, prima che si veda i suoi odori, allora ti sia un'anima un'anima benedetta, benedetta, Se te sia ancora buon d'ascoltar Dio sei il suo bel canto e della gente le voce con l'aria fresca che ti rissa i pei, anche se il sol te brucia e te
rose. Le barchette si parono ancora dei pensieri bei che profuma l'aria degli somigli rose. Tutti volerà la tua anima benedetta ben renti al cuore, stretta, stretta, stretta. Allora te sei un'anima benedetta, benedetta, benedetta. Allora te sei un'anima benedetta, benedetta, Grande Darcy. Darcy, seu Darcy, professor Darcy, Los Lusato, amigo, ho fatto corso di italiano con lui, muito conhecedor. Tanto conosce tanto la storia della Italia ancora. Sì. Ecco. Se fossi non incorti prima, è il valore che se aveva, ele dizia. Sì, La maestra che dizia, tasi su, che non ti sai parlare in brasiliano, te si di ignoranti, allora lui tasea. Invece non è così, vero? No. Ecco. Darcy Los Lusato, un omaggio a lui, un anno, anima bellissima, fantastica, gente buona, aiutar tanto. Va bene, un struconasso anche a Juvenal del Castello. Sì, bellissima. Juvenal. Juvenal è un incansabile anche lui, non si stufa mai di portare avanti il nostro italiano, presidente della Sudita, un orgoglio anche per noi. Per catafora Juvenal. Quelle linea di punta là che tira un di capi, vero? Il Sataron. E lui che piace, lui smisia su, lui seguita. Maraviglia. Ecco. Bon, la questione degli automobili che abbiamo fatto prima, che è ancora una parte fantastica qua della scianta, Opa! Sì, calma Nestor. Nardi calma, che ne un altro tocco qua un pochettino. Proprio così, va bene. Marti che viene Marigno. Opa! Devo fare un speciale su Emilio. Uiala! Com'è che l'era tirar do milio? Poi viene la seifa, vero? La colheitadeira, la cata sul milio, back in gran, in panoccia, spacca solo, in gran butta insieme al camion che mi porta via. È il paron del tocco di milio, da terra il vede neanche il gran. Sì. Va soltanto i soldi, che torna, deposita, fa un pix, sta conta e punto. Una volta no. Se andai in colonia, se c'è i boy, la careta, se andai in colonia, prima se tiri a zoo, dopo se carghea, se che fa la tassa, tutto questo, se portai a casa, se descarghea col cestone, ecco, dopo se descartosea, se mettete a macchina o a man, o con la macchina se desgranea, se mettete il sacco. Pian Marostica, pian. Ecco, passa via che? Sa per Marti che viene. Ah sì, Marti. Marti che viene, Marti vorrei che sapere viene. tutto sopra. Milio. In nome di Conceito Agronegócio da famiglia Barp, qua di Serafina, somensa di milho Biomatrix, una somensa di milho buonissima, silageira, un struconasso a Silvio Dalmoro, va essere qua al vivo per parlare sulla cigarrinha, ecco, sulla somensa di milho, sulla silage di milho bom. Ecco, e anche abbiamo la musica a cargo del gruppo Partigiani, che siete di Caxias do Sul, proprio così. Allora, giorno 28, anche pensando che casca di un vendre, che noi andiamo qua a Nova Alvorada. Capito? Sì, devo fare una live là perché loro devono fare 33 anni, Marinho. Di emancipazione? Proprio, di emancipazione politica, amministrativa. Ecco, a Nova Alvorada, loro strugonassero a tutti i vati di Nova Alvorada, via Facebook il municipio di Nova Alvorada. Va bene? Proprio così. Capito? Ecco, allora questa è l'attrazione che viene qua più avanti. Giusto? Ma va bene, ascolta. E qui chi si casa, chi mi scusi, ma questa qua non è come mia contarla. Perché? Che una frotola? Una frotola. Ascolta bene, Sì. quando che i nostri italiani, se venesti d'Italia,
del nord d'Italia e se venisse con i suoi dialetti, vero? Ah, sì. Allora Padovan, Cremonese, Furlan, Misson Vicentin, Bergamasco, Trevisan e così avanti. Ma e parla che era di più di 70 dialetti. È vero che è così? E allora così. cada un aveva una maniera di parlare. E quando si viene qua del Brasile, ancora del viaio, del bastimento, si misturai su. Sì. Si conoscesto, ecco, avanti, vai, dopo io ho dato di stare un de a banda di che l'altra, allora si mistura su, che in cui se viene sto fuori il italiano. Il italiano. Proprio così. Ma tutti quanti lo sa, è il tempo che Getúlio Vargas, che era il nostro presidente, che ha proibito di parlare tutti i dialetti o le lingue straniere. Proprio. Qualquer língua estrangeira, língua de imigração, era proibito falar. Noi poder. E allora che n'era tanti che noi capia il português. Isso foi terrível. Foi destruiu, ou seja, perdeu-se demais com isso. Muito bem. Ma allora che se veniste le storie anche. Sì, Capisto? sì. Allora da star che il nonno e la nonna, che i tempi là, e il nonno gas comincia a farghe mal quel de drio. Ah, sì, Sì, capio, no? Quel de drio. Sì. Ecco. E ciò, ma allora lui... Un sbrusor. Un mestieramento, e avanti, e via, e vai. E allora parla solo in italiano, il nonno e la nonna. E solo i suoi, e va del dottor. E va dal dottor. Quando arriva là del dottor, che il nonno il varento, la nonna sta là fuori. Aspettare. Si aspettava. Allora il nonno il varento, allora il dottor che fa domande e lo osserva, il guarda, che dice nonno, seu problema non è tão grave não, é só usar essa pomadinha no ânus. Ma Marinho, è lì che entra la vergogna. Capisto? Lì che viene a vergogna di domandare e anche di non capire. Non saper mica quel che l'era, ma paura di domandare. Aí è proprio, non già capito, ma domandare che ancora, il viene fuori. E allora con sta pomadetta in mano che dice la vecchia che ha detto, Gallo detto che il dottor, il che ha detto, lui ha parlato, lui ha detto come fare. Ma mi non ho capito pulito, lui ha parlato di mettere su un tal de anus. Oh, la nonna l'ha detto, non ho mai sentito dire. Ma la nonna ha detto, non potremmo andare a casa, se non ti sei due, neanche a due passare sta pomada. Buono, ha detto, fermo che, torna in Dio, il batte là, e il verde a porta, l'era bella che Dio consultare un altro, che dice, no, e il nonno dice, scusa dottore, scusa me, ma non ho capito pulito. Sì. Allora il dottor con tutta nonno del retto l'orifizio anal nonno laso capio laso in fondo orifizio anal cioè, allora sì buon ecco pedo che tempesta ho detto che allora ma nonna adesso sì che ho fatto un gruppo di servei adesso sì che non ho capito niente ma c'era mia dottor Paolo no non c'era no c'era mia allora ho detto ma ho detto che ha parlato di un orifizio di un mestieramento ma lui la sente con sto anal con questo mestieramento sarisse non dove cada volta sempre pedo la nonna l'ha detto ma mi neanche idea non fa allora nonno ma signor ma femo che con sta pomada in mano femo che allora la nonna che ha detto c'era l'anus e orifizio ma allora noi gli barboni di capirlo e allora la nonna che ha detto ma guarda ma non adianta andare in dar casa, femo che questa pomada non ti sai neanche a dove passarla. Come fa? Ma il nonno che ha detto, mamma, non ho piccoraio tornare in Dio 3 volte domandare. E allora il dottor poche parole sapeva, ma anche lui sapeva parlare in italiano. Allora la stianta tornano. Vergogna e paura. È a nonna che non può andare a casa senza sapere dove passare. Latte quella, c'è un corridore, la via in fondo, passa il dottor. Dottor! Fatto coraggio perché infatti dottor ma scusami ma mi gogna ancora capio no te il culo no e il nonno c'è volte che ha detto nonna te conti mi ha detto che lui restia cattivo guarda che mi voglio andare a piantare e l'era là l'era del posto giusto era là che voleva I
nome del supermercato polivalente modelo Penei. Cosita sì. Chiamiamo Michael seu teclado col vecchio Tribelin. Vai là Michael, dai aria. E adesso allora femo ca musichetta, ca musica qua, mi ricordo dell'epoca del mio nonno, quando che mi indiate a casa il mio nonno, lui già era sentato a sua carrega col suo radietto a piglie di ascoltare il programma di italiani del Marostica di domenica di mattina, e quando che cantea sta musica qua, lui, quando che suonava sta musica, lui cantò insieme a me, cantò insieme col nonno, e allora la musica qua è una musica che mi trae tante ricordazioni, il vecchio Trivellino, cosita allora. La vecchia Trivellina, la vista curta e ancora insulta il vecchio Trivellino. La vecchia Trivellina, la vista curta e ancora insulta il vecchio Trivellino. No, 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 no così non va, il vecchio Trivellino mai le mangia pa. No, 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 no così non dà, il vecchio Trivellino mai le mangia pa. Il vecchio Trivellino delle volte se cattiva e la supera lì a cantare mandolino. Il vecchio Trivellino della se cattiva e la supera lì a cantare mandolino. No, 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 no così non va, il vecchio Trivellino mai le mangia pa. No, 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 no così non va, il vecchio Trivellino mai le mangia pa. Il vecchio Trivellino ormai suona più la bella musichetta sovava da Gesù. Il vecchio Trivellino ormai suona più la bella musichetta sovava da Gesù. No, 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 no così non va, il vecchio Trivellino ormai le mangia pa. No, 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 no così non va, il vecchio Trivellino ormai le mangia pa. Il vecchio Trivellino ormai suona più la bella musichetta sovava da Gesù. Il vecchio Trivellino ormai suona più la bella musichetta sovava da Gesù. Sì, 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 sì adesso va, il vecchio Trivellino se la recupera. Sì, 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 sì adesso va, il vecchio Trivellino se la recupera. Il vecchio Trivellino delle volte se cattiva e va supera lì a cantare il mandolino. Il vecchio Trivellino delle volte se cattiva e va supera lì a cantare il mandolino. Sì, 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 sì adesso va, il vecchio Trivellino se la recupera. Sì, 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 sì adesso va, il vecchio Trivellino se la recupera. Aê! Michael é seu teclado mais abichoreio, ah? Che fatta dirlo, ah? Proprio così, che avevamo tante cose ancora stasera
compartilhe, passei avanti, chamei, fez um bacana, que abbiamo ancora un'altra ora de filò italiano, così assim. No altri siamo de Serafina Correa, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, mi son Edgar Locatelli, Marostica, me nonna per parte de mamma era anche ella Locatelli, maridada con Locatelli, e per parte de me pare a me nonna era Emilia Bolis. E chamei la nonna Nina, proprio così. Maravilha! Em nome de Adilnet, provedor de acesso à internet, grazie a loro, che mi dà tutta questa potenza per arrivare a casa vostra, la Migi Plus, ração per tutte le bestie, passarle belle con salute, Bota Superleve Baspan, il meglio stival che capesta del Brasil, polivalente supermercado da família Deitos de Santa Rosa, vodka Raisca, vodka delle meglio caipirinha, Lojas Paludo, presente ideal para o Dia dos Namorados, vem pra Paludo, são mais de 200 marcas, não tem coração que aguenta. Toda vez que for usar o teu presente, vai lembrar de você com muito amor, com muito carinho. Vem para as lojas Paludo, Piang Alimentos, ração para canga, ATP, com altíssima qualidade e alta conversão. Rede de postos Buffon, depois de 30 anni, attendendo bem, empregando tanta gente, fando un bel lavoro, così assim, un struconasso a Rosélio, a Jair, a Lauro, a Loreno. Anche volemo menzionar qua, la Bravecto tratta, previne e controlla puldi e carapati par de più di 90 giorni, è l'unico hotel mercado, teocati in clinic, pet shop, case del ramo, modelo Penei de Bento Gonçalves da famiglia Cecon, modelo Penei, Bridgestone, Firestone, fora de strada, agricole, meio prezzi del mercato. Moveca Decor, de Luciano e la Simone, Nose Spitol, un saluto al nonno Luizinho, a Leandro e a Lênio, delle nogare, adesso è epoca di piantare nogare e ga prezio, sto anno ha dato una safra grande, non sti dismentegarvi che fino a agosto tocca piantare va bene così? Giusto, ecco, e anche volemo parlare meglio della Moveca Decor o moveca.com.br, che se mobilia per la casa e decoração para casa, la Renata Fan, vai lá. Oi pessoal, todo mundo me pergunta o que eu seria se não fosse apresentadora de TV, eu seria arquiteta. Eu adoro decoração, mistura do clássico, do moderno, e eu recebi um conjunto de mesa e cadeiras da Moveca Decor incrível. Só posso agradecer imensamente a Moveca, entregaram no prazo, qualidade nos móveis, o acabamento que eu escolhi, o atendimento personalizado e tudo online, sem precisar sair de casa, correr risco. Eles têm tantos produtos e tanta coisa bonita que vale conferir o site, vale conhecer as coleções. Moveca, esse é um ambiente individual, eu faço as minhas refeições sozinha e eu vou aproveitar muito esse espaço. Muito obrigada, um beijo, valeu! Brava! O Dia da Etnia Italiana no Rio Grande do Sul foi instituído pela Lei Estadual número 11.595, de 3 de abril de 2001. De autoria do então deputado estadual José Ivo Sartori, o dia 20 de maio, então, faz referência à fundação de Nova Milano, aonde chegaram os primeiros imigrantes, hoje distrito de Farroupilha. Uma das primeiras colônias italianas do estado do Rio Grande do Sul e local onde se instalaram as 3 primeiras famílias vindas do norte da Itália. 1875, famílias Cripa, Speraffico e Radaelli. Mas nós vamos assistir o próprio, o nosso ex-governador do estado, nosso amigo, um italianão qua di Antonio Prado, vero? Che viene parlare sobre questo, qual è il nostro filò. Ascoltiamo Beppe Ivo Sartori, vai là. Buonanotte, buonasera a tutti, qui che ascolta il filò italiano, a te Marostica, un bel struccon, e posso dirvi che mi sono Beppe Sartori, José Ivo Sartori, e devo dire che al filò de italiano è una bella roba che la si stende a tutta la nostra
regione, al nostro Stato e al nostro Brasile. E allora vuoi dirvi che sono stato governatore, deputato, vereador, ma bisogna riconoscere che quel che ha fatto un bel lavoro come quella gente di Serafina che ha scominciato tutto per il Talian, Massolini, João Tonus, Lusato che ha fatto il dizionario, perlomeno l'ha impresso, ma tutti gli altri ha pesquisato. E mi posso dirvi a tutti gli altri che se devo fare la commemorazione del filò dell'italiano con Marostica, che ho fatto la legge del giorno della etnia italiana del Rio Grande do Sul. Ma chi mi ha aiutato? Al professor Mario Gardellin e al frate Rovilio Costa. Eu acho che la omenaglia a quei due, un pesquisador, quell'altro scrittore e tutto, gli ha fatto che possa stare ancora, tornare ufficiale la lingua del italiano. E a tutti loro il nostro ringrazio e mi posso dirvi a altri, tutti. Sono nascesto nella cappella di San Valentin della parrocchia o il distretto di San Marco di Farroupilha, ma mia mamma con 92 anni le de star in Antonio Prado. E a tutti gli altri un bel filò e ti Marostica. Continua a fare il tuo lavoro che noi altri ti ringraziamo sempre, ma sempre avanti, Oh, Sartori, grazie a te per tutto quel che ti hai fatto e per il bene che ti vuole il nostro italiano. E mantenete con tanta salute, guarda di tenderti, no? Vuoi ringraziare a Caco Zancan che ha fatto il mezzo di campo lì per arrivare fino a Sartori e noi siamo qua. Quel che sappiamo fare, portare avanti la nostra cultura, il nostro italiano, scherzare, ridere, passarsela, cantare, animare le persone, vero? Cada uno fa quel che meglio sa fare, è vero che sei così, ma per parlare in italiano, per parlare in giorno della etnia, un poema di Darcilo Lusato, che lo avevamo perso un anno fa, ascolti bene, ma non sti perdere una parola di quel che mi fa adesso. Mi son la tua lingua mare, son il italiano. Ascolti bene. Come tutto sono una sestacea di dialetti triveneti e lombardi mescolati e una scianta de brasiliano. Un parlar che tutti doperea, sia ignoranti, sia studianti, son la lingua madre, son l'italiano. Prima che Getulio Vargas, quel maledetto, che ha proibito che me parlasse, s'eri arrivata al culmine, alla cima, e mi dopare a tutti. Dio benedetto, ma allora, senza che me ne incordesse, i nemici mi ga saltà in cima. Te sei un parlar de ignoranti, una lingua de stupidi e de coglioni? Li me dizea le autorità e i professori, e per non saper la storia, i miei parlanti, de difendermi noi siamo stati buoni. Meno mal che i mega salva i dottori. Così, dopo anni di perseguizione, quando mi pareva che moriria presto, perché ormai perdeva fine il fiato, vedo che scoppia una rivoluzione, professori, studianti e tutto il resto, e mi parla e mi studia, e anche alle università. Mi muovo, respiro, son viva di nuovo, ma quanto durerà lo sto benestare? Finché altri di sti politici ignoranti
che di lingue e di cultura noi sa un uomo e proiba un'altra volta al me parlar, per quanti anni la porterò avanti. Ah, fioi miei, carissimi parlanti, ve lo dico, sono il sataron della cultura. Lingua e cultura non si può dividere perché se una non la tira avanti come che altra non dura, vi dirò addio, sondrio morir. Sarà, adesso mi domando, che il nostro italiano l'è drio morir? No. Questo poema di Darsilio Usato lo ha scritto a tanti anni, ma sorte sua di lui e di tanti no altri, siamo drio crescere a passi larghi o desguelti o in carrera col nostro italiano. Sì, grazie a Dio e grazie a ti che te si drio vedermi e che ancora te che passione, te che amor, te che orgoglio di parlare la nostra vera e madre lingua. Demo ai nostri pazzinatori, torniamo in seguito. Vai! A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem bufão. Ah, então tá bom. Se no caminho tem bufão, então tá bom. Bufão, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Valeu! Marco Marsaro, e aí, cara, beleza? Boa, tá Só, tudo né? bem, mano. Tamo Tudo indo certo, bem. Maravilha, nosso filó. É. Marte que vem, a polenta fatta al vivo. E tiremo il miglio. Sì, sta settimana tiremo... ben pensata! O Mazenemo. Demo su de Gigio Stefano. Sì, femo tutto per mostrare qui di casa. Demo al mulin. Femo tutto, né? Tutto, proprio così, femo tutto.
Allora, cosita sì. Ma Marti parliamo che de- venga, avremo speciale solo il miglio. Strussi del miglio. Strussi e Frotto, le sudori. tocca talle fuori e frotto del miglio. De miglio? Prende il Ma paiol. vara, Tighen, sì. Ma sì. allora mi vedi lì dove? Carazinho, Aratiba, Selbach, Portão, Pinto... Selbach. Isso mesmo. No, Pin- ma Marco, Selbach. Selbach. Così. Selbach, isso mesmo. Sì. Ronda Alta, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Vai, Constantina, Novo Hamburgo, Nova Araçá, Sananduva, Barrão, Água Doce, Planalto, São Domingos do Sul, Farroupilha, Concórdia, Vila Maria, Guaporé, Xaxim, Blumenau, Campinas, São Paulo, Toledo, Quilombo, Santa Catarina, Guaraciaba, Santa Catarina, Ibiraiaras, Rio Verde, Brota, São Paulo, Formosa do Sul, São José do Ouro, Ampere, Paraná, Taquara, Vila Flores, Descanso, Montebello do Sul, Santo Antônio do Palma, Coronel Vivida, Nova Prata, Maripá, Alvorada, Campinas do Sul e Serafina Correa. Opa, anche qua la onde se vero. Sta serie di un sistema. Gavaremo Ottavio Berto qua na Chianta che viene, con una intervista a lui che è fiol di un carretero. Ma carretero, oggi un carretero è un motorista di caminhão, di una carreta che abastece no posto Buffon e che trasporta a ração da Mig Plus, da Mig Plus, da Piang e de lá avanti, mi è vero? Bom, nós ainda temos, Marcos. Tá Opa. fantástico dos automóveis, né? O pessoal tá gostando. Ah, Josiel caprichou, né? O Josi caprichou ali, não é? Mas Ô, Nestor! Mas caprichou o Nestor, Josi, né? eu acho que o Nestor Nardi vai querer pagar um churrasco pra nós. Sim. Eu acho que ele vai pagar um churrasco pra nós, pra toda a equipe. Vai. Mas ele tem a andar de auto, me se fosse sinceramente, foi um prazer ter estado lá. Fomos muito bem recebidos. Os Que nossos maravilha. valores, é isso que o nosso Filó tem. E ele pode fazer. Se você conhece alguém que poderia mostrar seu trabalho ou seus produtos no Sim. nosso Filó, pode nos chamar, né? E tenho certeza que tanto qua attaccate Serafina, né, Montauria, cidade com a vizinha, essa venhanca que luga vê. Mas é vero, Marco. Não sabia que... eu imaginava uns 8, 10 veículos, Valor. achava bastante. Era Mas tanto. estão em torno de 100. Então, a segunda parte do especial Dia do Automóvel, que foi 13 de maio, com Nestor Nardi de Montauri, colecionador de carros antigos. Le Máquine, ma máquine, vai lá! Muito bem, agora nós vamos conhecer uma parte dos veículos, das máquinas da coleção. Nardi, modelo e ano e o nome do veículo, pode ser? Esse é um Landau LTD 1973, V8, um Ford V8, muito inteiro, pintura original, todo ele é original o carro. Essa é uma Ford 1977, 4 cilindros. Essa é uma V8, outra Ford 76, V8. Essa aqui é uma outra Ford 72, V8, pintura original dela. Essa aqui é uma 63, tá com motor a diesel, mas a minha ideia é botar o V8 dentro a gasolina, sou louco por V8. Essa aqui é uma 67, tá com V8 dentro também. Essa é uma 66, V8 também, todo original. Essa aqui é uma V8 também, uma 61. Essa aqui é uma 60, tá com V8 também. Essa aqui peguei em Porto Alegre também, é uma 58, fazia horas que eu queria, ó, ela muda. O teto dela é mais alto, esse modelo é muito raro também. Raridade. Essa Tudo é uma aqui é raridade, Ford né? 51. Essa aqui é uma 1950, tá com V8 também, bem original a caminhonete. Esse aqui é um Ford 48, tá com o V8 dentro, original dele mesmo.
Esse aqui é um Ford 46, tá também com a mecânica original. Esse é um Dodge 1978, o Magnum. Ele tem o interior azul, o carro azul com o teto de vinil azul, que é muito raro. Esse é outro Magnum 79. A pintura eles já andaram trocando, mas a original seria um outro marrom, o interior é marrom também, V8. Essa é uma GMC 1951, muito rara também. Essa aqui é uma Chevrolet Brasil 1963, muito boa, toda original, com a caçamba original, tudo, que é difícil de encontrar. Um Corsair GT 1975, muito inteiro, com pintura original também. Essa é uma Chevrolet 74. Essa aqui é uma outra com pintura original também, uma 73, muito boa também. Esse aqui é um Chevy Nova americano, veio dos Estados Unidos, alguém importou ele. Foi alguém do Rio Grande do Sul porque é placa aí, mas eu comprei ele em Chapecó, ele é V8 automático, muito bom o carro. Esse é um Opala 76 com a marcha na coluna, banco inteiriço. Esse é um Cinca Esplanada, o último que foi produzido, 79. E aí depois a Cinca parou de produzir o Cinca. Esse é outro Cinca 74, muito bom também esse carro, tá com mecânica do Opala, 6 cilindros. Esse é um Aero Willys 1960, interior todo original, caramelo, a pintura já foi dado um banho, mas o carro muito bom também. Esse é um Maverick 78 LDO automático com 27 mil quilômetros. Esse é outro Maverick V8 74, um super luxo. Esse é um 74 também, ele é o GT original de plaqueta, V8 também. Aqui é velocidade, né? É um andar mais cômodo, mais gostoso, né? Quando se fala em Landau, né? O Landau é macio. Que dois carros, isso, que dois carros são esses? Esse é um 77, um Landau 77, muito original também. Esse aqui é um 76, eu me apaixonei no dia que eu vi ele pela cor dele. E esses dois, que carros são, Nardi? Esse é um Dodge 1950, inclusive está na placa o ano dele. E esse é um Cinca Tufão 1965 também, a placa do ano. Nardi, que máquina é essa, Nardi? Esse aqui é um Ford 1927. Não está funcionando, eu comprei num pacote de carros em Rio Grande. Inclusive não tem alavanca de fazer marcha, não tem, é no pedal as marchas dele. E vou ver se eu vou botar a funcionar esse carro aí. É o mais antigo? É o mais antigo dos que eu tenho, é esse aqui. 1927. Muito bem, aqui nós temos um banner com fotos, imagens, né? Que representa o que para Nestor Nardi? Nardi. Aqui começou ainda com meu avô, o Gerolamo Simão Nardi, quando ele adquiriu o primeiro veículo no município de Montauri, o primeiro táxi que está aqui. Aí depois veio o meu pai, aí o meu pai comprou um caminhão em 1960 e na época ele carregava em Marau, ia a São Paulo, que era estrada de chão, e quebrou o caminhão na viagem. Aí ele teve que arrumar a caixa, baixar a caixa no caminho, arrumar, e ali que ele começou a pegar o gosto por mecânico. Que caminhão era na época? Era um Mercedes cara chata. Esse aqui? Esse ali. Muito bem. E aí veio outro caminhão de cima também, ele foi tocar uma serraria em Santa Catarina, num tio nosso, morávamos no meio do mato, não tinha nada, 2 anos ele aguentou lá, aí viemos embora, aí ele conseguiu montar a oficina, que seria a oficina mecânica. Quanto tempo ele levava para ir para São Paulo com esse caminhão? 2 meses ele levou para fazer a viagem. 60 dias para ir a São Paulo? É, que ele quebrou o caminhão, daí demorou mais. Certo. Toda a estrada de chão, carregava na Borella Rigo, em Marau, o azeite, óleo, para levar em São Paulo, Rio de Janeiro. Muito bem.
E aqui é uma imagem da serraria? Essa seria uma serraria que eu tinha 15 anos de idade, que eu parei de estudar para começar a tocar o negócio. Esse caminhão é um caminhão que Chevrolet a gasolina, que na época eu tinha 18 anos, eu puxava soja com ele. Nós botamos ele a gás para poder trabalhar, porque a gasolina não tinha que ficar lá dentro. E agora eu consegui resgatar ele aqui em Marau. Está com uns 30 mil quilômetros, o caminhão, bem dizer, novo. Tá contigo? Tá com nós. Consegui resgatar ele. Nardi, é caminhoneta ou caminhão? É caminhão. Esse aqui é um caminhão, um Ford 1958, V8 a gasolina, funcionando. Opa! O caminhão está com 35 mil quilômetros original. Pode ver na pintura. Caminhão que rodou muito pouco. Esse aqui é um 48, 1948, V8 a gasolina também. Nardi, qua è il borrachero e gacciapa la camera e gavettesta per fora del pneu. Ecco, qua insieme col 1929 vi abbiamo mostrato un pochettino sopra la collezione delle macchine di diversi modelli e anni e gusto, vero? Della famiglia Nardi, di Nestor Nardi e i Sottosi. Com'è che è il nome dos filhos? É Pedro Henrique Nardi e Luiz Eduardo Nardi. Ajudam bastante ou não? Aqui. Vem Ajudam, ajudam. cá, vamos mostrar Não esses dois posso me guri aí. queixar, porque os dois metem Trabalham a mão também? mesmo. Muito bem. Aí a família inteira, o amor, a paixão pelo automóvel, pela restauração, né? E fazer um trabalho desde o pai, o avô, o bisavô, né? E é uma coleção maravilhosa que é até bonito para mostrar. Nardi, grazie, certo? Ecco. E in nome da nostra equipe i complimenti, ecco, per questo lavoro che te fai. Grazie che vai che veniste fin qua e fatto una reportagem. Va bene. Tenho só que agradecer. A tutti quanti un struconasso! Que espetáculo, que maravilha! Strucon a ti, Nardi, tutta la tua famiglia e complimenti proprio per questo lavoro, essere collezionador di quelle macchine fantastiche, bellissime. Va bene? Così sì. Ma andiamo a suonare. Cosa dizia Valti? Vuoi chiamare qua un grande amico nostro, maestro De Vincenzo, Vinicius Benvenu, che lei suona la gaita e dà scuola di musica, lui con Tito, vero? De sonar e cantar. Professor de música de Santo Antônio do Palma, junto com o pai Genésio Benvenu, com a mãe Maria Libera Giroletti Benvenu. Vou mandar anche um struconasso, ô dona Maria, para Clóvis e Mari Giroletti de Veranópolis, trucon a Rodrigo, a Kelly, a tutta a equipe da Giroletti Material de Construção, nossos patrocinadores. Allora, Vinícius, suo papà Genésio e la mamma Maria Libera e canta La Campagnola. Vai lá! La campagnola, che bel faccin che la ga, che bel bocchin che la ga, che bel nasin che la ga, la campagnola. Allora você sabe dançar. Quando
la campagnola, che bel faccin che la ca, che bel nasin che la ca, che bel bocchin che la ca, la Quando le stelle esplendono del cielo, a casa puoi trovare la campagnola. Quando le stelle esplendono del cielo, la casa puoi trovare la campagnola. Che bel faccin che la ca, che bel nasin che la ca, che bel bocchin che la ca, la Grazie a tutti. Bravi, bravi, bravissimi, che bella, ballar, beber vin, cantar, spettacolo, vini un struconasso a ti e a tutta la tua famiglia. Marti che viene, special Sora Milho, com apoio da Conceito Agronegócio, somensa de Milho Biomatrix, música a cargo do grupo Partigiani di Caxias do Sul. E pensando che il giorno 28 al Vendre daremo far al Facebook del municipio di Nova Alvorada una commemorazione ai 33 anni di emancipazione politica di Nova Alvorada, andiamo a fare un filò, ecco, una live, là a Nova Alvorada, cantare, suonare, ridere, scherzare, passare, fare un scherzo la notte intera là. Va bene, giorno 28, ti che te si de stare qua nella nostra regione, o te si stato di stare a Nova Alvorada, te che hai parenti fuori, avvisa che giorno 28 al martedì femo un filò là. Giusto cosita? Ecco. Ma adesso la nostra idea era parlare solo i carrettieri, quei che trasportava i prodotti fin le imbarcazioni. Ecco, ce n'era tanti di qua a sera che andava a San Sebastião do Caí, ma i nostri qua in qua a Mussum, giusto cosita. Ecco, de qua a Mussum incantato lì e entregava prodotti là, ma dopo noi ti parliamo meglio. Prima andiamo a sapere un poco meglio, sora Ottavio Berto, che è un cristiano che ha 82 anni, Ottavio è il sega, con 30 anni le venuto da stare qua a me famiglia, allora misera un piccenin, appena nato, no? E allora lui è sempre stato da stare insieme con la nostra famiglia, come se fosse di casa, no? Siamo come del medesimo sangue. E allora lui parla perché suo padre è stato carrettiere. Devo ascoltarlo lui che parla meglio. Vai! Avevo sentito dire parlare di pivecchiotti solo i carrettieri di una volta, solo le case di pasto, dove che si fermava a dormire, quando non era anche i accampamenti che fava, che l'era straporto di prodotti, tanto tendar come tel tornar. Noi altri avevamo storie qua a Serafina Correa, a Serra Gaúcha, Valle do Taquari, che c'aveva i prodotti qua nella nostra regione, che non siamo di Serafina, cargava le carrette e andava fin a Mussum, incantato, dove c'aveva le imbarcazioni del Rio Taquari. Allora andiamo con prodotti e tornai in Rio con prodotti. Ecco, così. Ma per parlare solo a questo, abbiamo Ottavio Berto, che è della nostra famiglia, che ha 82 anni, vero? E che lui se pensa che suo padre Beppin Berto l'era carrettero. Sì o no, Ottavio? Beppin Bicharedo si chiamava. E diceva Beppin Bicharedo, e aveva un appellido, vero? Sì. Te pensi tu che de tuo papà, che aveva un terno de mule? Sì. Quante? 11 mule, 11, e saía del lunes, venia a casa il sabato lì per le 4, 4 e mezza.
e le mollea del potrero e dopo l'uni le ciappea, metteva tutto questo corrente là, andava a togliere del potrero e che dà un grito, le postea tutte, le ingattea dopo andava. Allora gliene aveva quante? 11. 6 davanti e 5 de drio. E un cavallo di sella per darghe. E il cavallo era per chi? Era? Sì, per andare a cavallo per darghe con l'altro. Ah, visto. E che aveva una scuria. Grande, lunga. Per l'amor di Dio. Per arrivare la via. 2 metri che era 11 muli per darghe. Sì. E allora lui andava a Mussum dopo là e portava su che? Bagna, toglie che in dia si andia con bagna e con togli voltea carghi di nuovo. Di nuovo. Allora, e qua, com'è che il fea per tor su qua? E c'è appena una carrettina cieca, aveva 2 mule, e partiva a mattina e veniva a casa, o a mezzodì o a pondia ancora se faceva carga lui. Ah, andava a cattare su in volta qua e la se andò i prodotti? La quasi di Bonadese. De Bodanese? Qua di Cantelli. Andò che sei Cantelli in coi? Sì. Allora che aveva un deposito là dei prodotti, dopo quando la carretta era piena? Lì Bonadese che aveva negozi che aveva di tutto. Ah, sì, adesso ho capito. Loro anche era commercio. Sì, anche loro. Ah, bella fatica. E quando andava so Terrio a Taquari, andello Lulu Sol? No, noi erano 9 giorni di carrettere, non andiamo un solo, perché erano strade brutte, e toladori, e toccava mettere, quando che intolea un altro terno davanti lo ricaveva. Perché c'erano le bassade, che c'erano toladori, che c'erano strade brutte. Non strade come adesso. Ecco. E allora tu pare era lo cattivo. E lo vero che il mangia tanto. Per l'amor di Dio, veniva a casa il sabato, e moleva le bestie potrero, domenica mattina le aveva su, ci aveva la sua bestia, di Serafina, mangiare. E mandava a prontare mondongo per 2. E buscio? Buscio. Per 2 persone? Buscio per 2 persone. Dell'anno in maniera lo solo. La gente contea, i soldi lassù. Allora lei era un uomo non grande? No, più magro di te anche di me. Lei era piccininetto, mica tanto grande. I soldi, Adelino, Rinaldo, tutti i suoi Beppin soldi. I contava? Sto padre di questo qua anche, li contea. Li contava. Quanti fradei io? In 11. 11 fradei. Ecco. Allora Tite sì, un di più giovani? No, il più giovane è morto. È morto? È morto ma un dei più giovani, sì, vero? Sì, sono i più giovani. Ecco. E Valti che stai in casa con la mamma, a nonna Santina, di mangiare, fai come vive? Ah, te sei. I bagni è così. Perché se erano in 7, 8, 10 che mangiano. Sì. Forse adesso da mia. La mamma aveva una bassia grande. Sì, una pignata. No, una bassia. Una bassia. La mondea le vacche, una vacchetta metteva latte là, con tutti gli 11 attorno con il suo cucciaretto e le andava a sapere in colonia. Polenta e latte. E le andava in colonia. E i fioi stai a casa? A casa, ganare i più vecchietti, 10, 12 anni, 11, 12, loro cuidai i piccei. I piccei. Allora, tanto polenta e latte. Tanto polenta e latte. Te pensi tu di aver passato fame? No. No. Quel tempo là con loro no. 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 Passata stretta? Strettota sì, ma... Sì, ma se no sempre più da mangiare. Sì, galline che n'era, il suo porchetto il paio lo copea. Gara. Che c'era da mangiare? Sì. E allora questo era il lavoro. Mi penso che diceva che quando arriva a Doterio Taquari, con prodotti, con bagna, di che si era bagna, vero? Ecco, dopo quei tornei in Rio, e veniva su con ferro, fil de fer, brocche, brocchette, ciodi, grampi, che i lavori lì ferro per i ferreri. E veniva a casa carica con altro prodotto. Con altri prodotti, sì. Tuo padre era lo cattivo? Era. Cattivo con tutti. Posso contare da questa che... No. Se mi sta questa che benissimo.
Restano di che... Vuto contarla? Sì, conto. Che lui era a letto, la mamma sentata come lì così, e 11 fredai ciò, la roba così. Che giusta, così. Posso levare su? Ma sta sentata. Ciò che piantava un pugno, ma mi ricordo che aveva 6-7 anni, non ha parlato, piantò un pugno a ella, mi ha sciappato la camicia qua e la via mi qua. Cascai tutti in terra. Tutti e due. Pupà. Che i tempi là era mia facile, Ottavio. Allora lui stea via sempre 8 dì. 8 dì. Ecco. Ma l'era carrettero lui. Carrettero. Perché tocca mantenere tutta la gambata che aveva. Sì, tutti i fiori là, vero? Sì, perché vieni a casa, ti dico nervoso e cattivo tu domani, ma tieni il motivo anche. E il lavoro l'era terribile, vero? Terribile, sì, proprio così. Ecco. Dite che lavora tanto in vita, Ottavio? Pochettino. Ottavio che ha sempre lavorato con altri. E mi penso di lui, che le miseracelle mi diceva, nene, giuntemi, darmi sulle cime. Allora se feia le cime, andava e tornava, metteva una soga lunga intera, e metteva le cime. Le cime è o pendão, ecco, del miglio. No? Allora tira sulla soga la via e col denocchio feia il groppo, e dopo mi giuntea a trarla su. E su ta schiena. De su arriva, fino a arrivare a casa, da più di 500 metri, capito? Perché le curve della strada e lui veniva sotto, vedei niente, vedei solo 2 gambe che camminava, lui tutto sotto e cime, vero Ottavio? Perché strussia tanto, vero? Ma tu bene, ti dico una cosa. Stiamo bene ancora, vero? Ti dico, mi sono insieme con Marostica, con la vola che è molto querida, la vostra famiglia, Dio. Ecco, così. Ma sta lavorando tanto, vero Ottavio? Sì. Ma vai. Ecco così. Allora un pochettino di più ora i carretteri. Ottavio le fiol di un carrettero. Non era mia proprio tanto facile così una volta, passarsi con le mule. Immagina una volta erano tutti cattivi una volta. Una volta. Allora pensa bene un potrero anche 11 mule, mia vero? Sì. O 10 mule e un cavallo. 11 col cavallo. Col cavallo e le mule. Ecco, così. E la carrettina era grande o no? La carrettona che tenia 3.000 kg. Ah sì, La carrettona, grande carretta. Allora i lavorava tanto, vero? Laurea. Lui un dia poveretto, ma soffria, ma se aveva il motivo, ho avuto che dico che... dir cosa. Va bene Ottavio? Salute! Sì, grazie. Ottavio, un patrimonio. L'ho fatto e scaffa e gadetta, emozionante. Ottavio è mio vicino, siamo da stare a rente. Se sei una persona umilde, che ha lavorato tanto, Ottavio ha lavorato tanto. Sì. E seguito se catemo, a me mi piace tanto di parlare con lui, ascoltare le sue storie. Ma va bene. Allora, andiamo a parlare un pochettino di quel che abbiamo saputo, sentito dire, studiato, vedesto, vero? Sora, come era la vita de suo padre di Ottavio? Sì. Ecco. Allora, il terno de mule, che chiamava il nome di terno. Terno era 3, 3, 3, era 6 e 5, era 6, 5 e 4. Bon, come chi poteva. Ma le strade non erano buone. Sì. Era piccate. Era trodi. Era tristo, no? Ma infatti partia di qua, per esempio qua nella nostra regione che noi siamo di stare, per arrivare là dove andava a carghi, ma mica ho capito Ottavio, da casa di Bodanese c'era un commercio, allora come che funziona? E l'agricoltore che copia il porco, e capea la bagna e la portava del commercio in trucco di che? In trucco di roba, di fazenda, in trucco di... Sucro, sale, caffè, petrolio, verdarame. E comprava che quel che noi era buoni produce casa, ecco, proprio così. E a sé là i suoi prodotti, galline, uvi,
salame, ossocoi, formaio, e bagna. Na volta, è importante mencionar e far venire na mente che il porco non era il porco dei salami, era il porco grasso, il porco, il maschio della bagna. Questo qua lo teniamo per la bagna. Pa bagna, perché salami, mi me penso, copeino il porco, e il porco l'era di P. Bagna che carne. Mi è vero, Marigno? Allora i salami durea che un mese, 2. E la contentezza di dire, hai fatto 3 latte di bagna. Proprio, Sì. perché una famiglia senza bagna non può stare, ma senza salami sì. Sì, ecco. Va bene? Ecco. Allora, bagna, non che c'era l'azeite, l'olio da comprare, non che c'era che i tempi là. Ecco, e allora sti carreteri andava alla testo commercio, cargava su la carretta piena di questi prodotti, andava sotto le imbarcazioni che veniva da Porto Alegre. Domusum, ecco. Sì. E allora lei descarghea questi prodotti e carghea le incomende. Quel che manchea Le incomende delle case di commercio, dei ferreri, delle ferrarie, se cose moliados, tecido, roba, mia vera? Sì. Proprio così. L'era cosita. Ma tutto con straporto della bestia, delle musse, delle mule, dei mui, dei cavalli. Dopo loro i boi, ma i boi non aveva resistenza che aveva le mule. I boi era per una cosa pidarente, casa. Ecco. È il mezzo di straporto, questo che è importante non altri parlare. Ecco. Mi è vero? Le mule. Le mule, la mussa la è resistente. Ecco. Va bene? Ecco. Un struconasso al frate Battistel, Arlindo Battistel, che avevamo immagine del suo libro, che tante cose là insieme anche a lui che ha fatto. Va bene? Che spettacolo. Spettacolo proprio così. Una sonata. Diamo una sonata. Diamo una sonata e dopo torniamo per finire. Bisogna ricordarsi dei nostri bisnoni. Proprio così, vai là. E adesso fermo un tocchettino di che bella musica qua. Bisogna ricordarsi dei nostri bisnonni, che grazie a loro in cui siamo qua. Allora facciamo un omaggio a tutti i bisnonni, che bisogna ricordarsi dei nostri bisnonni, che grazie a loro in cui siamo qua. Allora facciamo un tocchettino di che bella musica qua. Soffrio vedo che animai i gattrato dopo romato senza guardi dormia in terra i gallo da tanto quasi come essere per la guerra. Bisogna ricordarsi dei nostri bisnonni, che grazie a loro ancora siamo qua. Bisogna ricordarsi dei nostri bisnonni, che grazie a loro ancora siamo qua. Sustento ben arrivati paese i piante a tanti vignai gran pienisto le botte de vino l'era italiani fiavede i so forza in tutto il Brasile. Bisogna ricordarsi dei nostri bisnonni, che grazie a loro
noi siamo qua. Bisogna ricordarsi dei nostri bisnonni, che grazie a loro noi siamo qua. Fate più di 100 anni che italiani qua si arrivati di bastimento, gas frio, pedo che animai, e ha tratto dopo romato, senza quarti dormia in terra, e galutta tanto, quasi come a essere la guerra. Bisogna ricordarsi dei nostri bisnonni, che grazie a loro noi siamo qua. Bisogna ricordarsi dei nostri bisnonni, che grazie a loro noi siamo qua. Bisogna ricordarsi dei nostri bisnonni, che grazie a loro noi siamo qua. Brai, una frotola. Opa! Piantala. Sì, Sì. Dai, allora. Volevo una frotola avanti che si cassimo quasi di finire. Vuoi ringraziare qua a Nestor Nardi? Nestor, guarda se muore qualche vacca là, che noi dobbiamo portare del materiale là dopo, se qualche sola schetola, vai che da giù. Fa il test da brucellose e dopo così. Un ringraziamento a Nestor, a tutta la sua famiglia, ecco, di queste belle macchine che abbiamo visto stasera. Abbiamo fatto bene, Maravilha, fantastico, no? A Michael e seu teclado, struconaço alu, vereador, a Paraí, vereador. próprio, cosita. Vinícius Benvenu, gaiteiro, maestro, de escola de música, de gaita. Ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, cosita. Otávio Berto. Opa! Ottavio. Ecco, Ottavio, Juvenal, tutti quei, sa che mi ho dimenticato qualcuno, ma infatti ringraziare a tutti, vero? Josiel, parte tecnica, a Valtri, a Roger Trevisan che ha toccato al via, Sofiol fatto un anno, un anno coi, l'ora che aveva una festina, un anno, fioi. Quanti fioi ha? Fioi, un pochettino vieni netti, vero Mario? Parlare in fioi, ma Rostica, giorno 15 è stato giorno della famiglia. Parlando in netti, vero? Il giorno della famiglia, giorno... Netti? Allora il giorno 15, vero Marino? Il giorno 15 è stato il giorno della famiglia. Allora vogliamo ringraziare ma avanti le nostre famiglie, vero Marco? Sì. Marco ha un tatin piccenin, sette che è due generazioni. Sì, migo, un de 31, una tosa de 28, un de 9 e un de 4. Appena nascesto. E qui che si deve venire. E mi invece un idrioma anche l'altro. Adesso vieni in netti, un di manca l'altro. No, poi intanto no, io studiavo. Marco den due me vidi lì, da Frotola, ben presto. A Frotola, Erechim, Formosa, Goiás, Sorriso, Maringá, Nova Mutum, Ibirubá, Medianeira, Ponte Serada, Santa Catarina, Esteio, Francisco Beltrão, Itapema, Altinópolis, Santa Lúcia do Piauí e Bento Gonçalves. Un ringraziamento speciale a tutti gli altri, anche alla Dilnet, provvedore di accesso a internet, che mi fanno anche andare distante, arrivare a casa vostra, la Migi Plus, che è la ragione per cavai, cavai, mule, terno de mule, becche, piegore, anche porchi, vacche, polastri, rapose. Rapose no, amor di Dio. No, rapose no. Sai che una volta in maniera rapose? Ma sarà. Ma, sono devo dirti. Allora un saluto a Flauria, a Tadeo e tutta la sua equipe. La Baspan, da Basso Pancote,
il meglio stivale che ha pestante del Brasile. Non stemia fidarvi di comprare un altro stivale, bisogna che sia baspan, ultra leve o super leve, va bene? Polivalente è un mercato che tem un conceito di essere un mercato da famiglia di Santa Rosa, da famiglia Deitos, vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe. Sì. Paludo, ecco, promoção do Dia das Mães que ainda continua. Adesso viene il giorno dei morosi. In giugno viene il giorno di morosi, ma sempre quando che te vuol comprare roba e scarpe, non sta a smentegarte, l'oggi Paludo gade pide 200 marche. Capio? Non che se mia come contentare il nonno, la nonna, il pupato a te, tutta la famiglia. Penseve l'oggi Paludo, nostri patrocinatori, vero? Camilo, struconasso, vero? Anche a tutta la famiglia. Abbiamo la Pian Alimentos, sono per cangati e pesci, altissima qualità e alta conversione. Rede de postos Buffo, de pide 90 posti di combustível, ora là tecati da mangiare, tecati le borracherie, ristorante, loja di convenienza, abasteci l'auto, caminhonete, caminhoni, tutto, no? Rede de postos Buffon, cosita de pide 30 anni, becche, veniamo vecchi, ma firmi e forti, vero? Cosita sì, Va bene. Bravecto tratta, previne e controlla puldi e carapati di Campar di più di 90 giorni, l'unico del mercato. Cangatti, ecco. Modello Penei de Bento da famiglia Cecon. Penei Bridgestone, Firestone, fuori di strada, agricole. Te occorre Penei qua del Bento e Regione. Pensate da modello Penei 34556500 telefone. Moveca Decor. Saluta Luciano, la Simone, tutta la sua equipe. Loro che vende mobilia e decorazione per la casa via internet. Capio? Te compri, te fa la entrega. Dopo te paghi col cartonetto, un coso, tutto cartone, Pix, mestieramento, così. Ecco. Giusto? Prodotti di altissima qualità. Va dentro il site, conheça movecadecor.com.br. Dopo pensi, quando finisce il programma. Giusto? Ecco. E anche le nogare pittol. Giusto? Guida che mi suonai tutti? Tutti quanti. Va bene così? Ecco. Allora avanti di finire la sonata di Mike con il suo teclado, ascolti ben Walter. Allora parlando in famiglia, valores da famiglia. Noi siamo famiglia, noi siamo valores da famiglia. Noi siamo di quei antichi ancora, capio? Che qualche sbaretotto vado ancora. Se occorre vado. Qualche pappina, ecco, pimpiancole buone. Vero Vincenzo? Ma Vincenzo è un bravo tosetto. Ma quel piccinino è facile, ma avanti lo macchinemo conforme che dà. Va bene. Ma allora ascolta bene. Chis'era i tempi passai, chi brighea, tanto che hai visto Ottavio che ha parlato. Brighea, e se i brighea l'uomo che dava la donna, tanti uomini, non tutti, ma tanti che dava la donna. E i baruffava. Allora ascolta, la nonna, la gera disingannata del dottor. Sì. È un brutto mal vecchia con 89 anni e il nonno con 92. E allora la casa, la nonna in agonia quasi, no? Buttata poi i santi, tutto là, poveretta che quasi non parla più. E allora la nonna si muove a che fa? Che il guarda insieme del guardaroba, che insieme del guardaroba è un posto che non si muove mia. No. Là che c'è sempre poera, là che c'è sempre poera, insieme a questo guardaroba. Allora lui capisce e guarda su. Ente quella non gli arriva il ciapa, una carega e va insieme a te guardaroba poter vedere per poter vedere cosa che genera che la nonna la che fa a segnale. E allora il va su, quando che il va su il cata 3 sporte fatte con la dressa dei capelli de formento, con la paia de formenti fava la sporta. Guarda il nome, sporta. Allora il cata 3 sporte, ma il vede che ste sporte vode e si volta in drio e gli dice cosita, nonna, cosa zele? Dice mia nonna, no, nonno e nonno. Sì. Cosa zele ste sporte? Allora ella che ha detto che le fate quando che i baruffea. Allora lui va a guardare le sport
il gas cominciò a piangere. Commosso. Entre quella che era una cassetta di legno, della banda. Il gas levantò la sua cassetta e vi pensate delle cappellone? Sì! Di soldoni di 1000, di 1 milione. Che genere, E sì, allora là, cappelloni che ciappa diceva. queste cappellone così alle verde fuori, e che era una cartina in cima, 30 milioni. Ma è il milione che a volte come fosse stato 30.000 conti in coi. In coi, ma c'era 30 note di 500 e di 1 milione che fa 30 milioni. E allora lui il guarda e che ha detto, ma allora ste sport qua? Sì. Le ze, per quando che se baruffea, vedemi che te fai sport. Ah sì? E la ha detto, se sta me mamma che mi ha detto. Quando che tuo uomo è nervoso e cattivo, ti fa sport. Fa una sport. Sì. Allora lui guarda in su e ha detto, ma allora ti sei restata triste con me solo 3 volte. Perché era 3 sport. Ma dimmi, ma che i 30 milioni qua eli de che? Sì. E l'ha detto, se della vendita delle sport. E la vendeva ben barato ancora, mi dico. Far finirla mai con il suo teclado in sera la nostra serata, un ringraziamento tutto speciale a tutti quanti, un Trucconasso! Fin Marti che viene! Bene, adesso allora facciamo un'altra bella musica, un'altra bella musichetta. Volevo ringraziare un'altra volta all'amico Marostica e tutti i suoi organizzatori di questo bello programma. Allora voglio dargli un grazie, un trucconasso, ringrazio per questa opportunità di essere qua, di partecipare a questo bello programma. Allora adesso facciamo un'altra musichetta, facciamo la Virginella. Ho girato l'Italia, girò. Ho girato l'Italia, girò. So per trovarmi una verginella, il ciombararilarella, e viva l'amore. So per trovarmi una verginella, il ciombararilarella, e viva l'amore. La verginella non posso trovare, la verginella non posso trovare, solo mi basti che la soy bella e ciombararilarella e viva l'amore, solo mi basti che la soy bella e ciombararilarella e viva l'amore. Nostri italiani sono i bravi soldati, nostri italiani sono bravi soldati, tutte le notte te sentinella e ciombararilarella e viva l'amore, tutte le notte te sentinella e ciombararilarella e viva l'amore. Se la soy magra faremo ingordarla, se la sei magra faremo ingordarla, prima
coração e dopo injeção e ciò para rirarela e viva l'amor. Prima razão e dopo injeção e ciò para rirarela e viva l'amor. Grazie amici tutti quanti, Stroconasso del Maico e seu teclado. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha bem? Não é! Me dá! Não! A minha bem! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.